Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video. Innanzitutto ragazzi, prima di iniziare volevo augurarvi un buon 2016, perché io oggi sto registrando, è il 30 e domani pubblicherò questo video. Perciò volevo fare i miei più sinceri auguri per un felice 2016. E perciò ora possiamo iniziare. Allora, innanzitutto ho detto basta, le sessioni notturne veramente mi distruggono. Oggi sono solamente le 10. Si dice solamente le 10 di sera. Allora, che dire su questa scalata? Innanzitutto me la sto cavando così. Ora non faccio più 100 coppe al giorno, ma ne faccio una trentina, una quarantina, perché ora è diventato veramente difficile. Se mi apre un villaggio lo devo attaccare per forza, se no mi devo starci altre minimo 40 minuti sulle nuvole. Allora, ah sì, un'altra cosa, hanno introdotto il One Gem for Boost, perciò anche per le caserme mi basta solamente una gemma, e la cosa mi piace veramente tantissimo perché risparmio tante belle gemme. Ora vedete che ne ho 11.000, sono relativamente tante. Un giocatore che non gemma spesso dice cazzo, 11.000 gemme sono wow, sono troppe cazzo. Invece per le scalate 14.000 gemme sono, diciamo, in media, la media per scalare. Ecco, stanno attaccando in war. Vabbè, questo è un video di scalata. Se volete le war scrivetelo sotto nei commenti. Allora, come sto andando? Innanzitutto ragazzi, come potete vedere ho cambiato la difesa. Molti nei commenti mi chiedono Kai, perché ci fai vedere le tue difese, che se dopo probabilmente le fai vedere a tutto il mondo e la gente te li copia. Sì, lo so, è un po' un contrassenso, però alla fine ragazzi, per portare avanti questa serie devo farvi vedere le difese, e dopo non sono così stronzo da nascondervi le difese. Allora, perché l'ho cambiata? Innanzitutto perché cazzo, sì, funziona! Allora, l'ultima difesa che ho vinto è stato contro il nostro amico, com'è che si chiamava? Failsa Alza 7000. Scusa veramente. Praticamente sto ragazzo qua era quasi in Lega Leggenda. Quando mi ha attaccato era a 4932 coppe. In quel momento perdere 31 coppe, anzi, si è incazzato ragazzi, ve lo garantisco io. Quando una persona faila, soprattutto in scalata, a quelle coppe poi, mamma mia quanto si incazza. Allora, innanzitutto so che la volete vedere. Ok, facciamo il replay. Ecco ragazzi, le altre difese non ve le posso far vedere. Cazzo, sto qua era anche un bastardo in Lega Leggenda. Si chiama Oixto. Io avevo letto un'altra cosa, ma sono dettagli. Allora vi faccio vedere solamente questa perché hanno fatto una piccola manutenzione. Allora ragazzi, si è gemmato le streghe al 3 e io io ho messo le bombe qua. Ok, ora ok, basta con questi schizzi. Pum pum. Io ho fatto scoppiare un po' la vita dei suoi golemini. E con le streghe al 3 ragazzi, il punto forte di questa difesa non sono le torri inferno, non è il nuovo cannone falcone che è praticamente quasi all'esterno, ma indovinate, sono i mortai. Allora ragazzi, guardate questo mortaio qua che ora distruggerà le sue streghe nemiche. Qua c'erano ben 5 streghe, madonna, 5 streghe, quanto occupano di spazio. Sono distrutte, sono state distrutte. Ecco qua, stesso identico lavoro. Per due. Ok, queste streghe qua mi sa che non muoiono. Ecco, sono morte. Allora ragazzi, praticamente aveva ancora in vita i suoi eroi al 40 e il suo nuovo eroe al 20, che mi stavano quasi per steccare, maledetto. Allora, praticamente io naturalmente vicino a Town Hall mi metto anche scheletrini, perché pensavi, hai voluto di fottermi, invece mi dispiace veramente, solo un fiato. Mi dispiace solamente un pochino. È arrivato al 43% e non sa cosa fare. C'è la sua regina che sta facendo il giretto per farmi in percentuale, perché è uscita. Siamo arrivati al 45%. Vediamo cosa fa. Allora, ancora uno sgherro, che ora fanculo, mi fa anche percentuale. Siamo arrivati al 46.
Allora, ha un altro sgherro ancora. Dov'è che li ha messi questi qua? Ecco, un maghetto qua. Oh mio Dio. È un punto morto, devo ripararlo subito. Ecco, lo sapevo. Cosa? Era un bug? Beh, comunque non importa. Lui ha fatto solamente 47% e mi ha regalato, lo amo, 31 coppe. Magari 40 coppe, ragazzi. Torniamo a casa. Ok. Allora, ragazzi, per quanto riguarda i miei attacchi, ogni tanto faccio dei bei attacchi, ogni tanto perché sono tutte difese nuove con Tahon livello 11 che non conosco. Allora, innanzitutto vi faccio vedere questa da 2 stelle che è veramente bellissima. Ora se la connessione mi aiuta. Ecco qua, Tahol all'11 non maxato, gli manca praticamente solamente il falcone e le torrette dello stregone. Allora, questa è una difesa, non so come definirla, forse stupida, non voglio offendere nessuno naturalmente in questo caso. Allora, praticamente questa è una difesa fatta ad hoc, come quelle vecchie che c'erano una volta, praticamente solamente ridisegnata. E perciò io conosco le trappole, cioè vuole che i miei golem girino e le torri inferno al centro stecchino le truppe. Invece io, perché sono furbo, cioè sono furbo, mi importo un casino di pozioni di salto, ben 3 pozioni di salto, in modo tale da garantirmi sempre che i golem entrino almeno uno entri al centro del villaggio. Però in questo caso io sono stato effettivamente parecchio sfortunato. Ecco ragazzi, mai sottovalutare la torre inferno singola. Mi sono ricordato guardando i miei vecchi video di scalata che dicevo ragazzi attaccate sempre dove c'è la torre inferno singola e effettivamente non sono cambiate le cose. Io in questo caso purtroppo ho attaccato da destra perché sono abituato, perché uso la mano destra per attaccare. Ragazzi, qua mi stavo incazzando. Praticamente la regina aveva iniziato a fare il giro. Dopo Tank ha iniziato a prendere il tavolo. Ho detto, sì, che bello. Ok, dai, streghette, sì, streghette. Regina, prendi fai un po' di percentuale. Perché si è bloccato? Ah, avevo fatto resa. Allora, qua ho fatto 56% con 7 coppe. Ragazzi, 7 coppe sono veramente tantissime. Voi non vi rendete conto la difficoltà di scalare in questi tempi, anche se hanno cambiato il matchmaking. Ora i villaggi pagano effettivamente di più. Stare 30-20 minuti sulle nuvole per trovare un villaggio che ti dà 10 coppe al massimo ti fa un po' imbestialire. Ok, ora vi faccio vedere un altro attacco che ho fatto ben 3 stelle ragazzi qua, cioè Beaches Place. Naturalmente qua ragazzi la difesa era scarsetta. Innanzitutto qua troviamo il cannone spento. È la prima volta che vedo il cannone spento. Cos'è che sembra? Sembra... boh, non mi viene niente in mente. Vabbè. Allora, fatto sta che aveva anche l'altra inferno singola, perciò naturalmente ho attaccato da destra per steccarli subito alla torre inferno a livello 1. Un po' pietoso sinceramente. Non capisco perché questo giocatore abbia gemmato così tanto e per poi fermarsi qua e non giocare. Praticamente ha lasciato le torri spente e il cannone spento. 3 pozioni di salto, si entra al centro del villaggio ragazzi. Allora, qua avevo anche una pozione gelato. Probabilmente finché i maghi non sono stati attaccati dalle torri inferno o mi sono risparmiato la pozione. Ecco ragazzi, i maghi sono vicino alla torre inferno multipla e tank, 2 colpi, solamente 2 colpi e la torre inferno viene steccata. Qua avevo attivato anche l'abilità dato che c'eravamo. Ora attiviamo anche l'abilità del re barbaro e si entra al centro del villaggio ragazzi, totalmente distrutto. E probabilmente la terza stella ce l'avevo in tasca. È incapace di difendersi questa difesa con le torri inferno. Vabbè che erano l'1 anche perché erano singole, cioè erano spente e il cannone spento. Probabilmente che vuoi farci? Volevi scalare con le torri spente e il cannone spento è brutta cosa. Allora mi mancano 3 difese. Torrette dello stregone distrutto. Ho ancora un golem pieno e 2 golem spezzati ancora in vita. Ok ragazzi, questo mi stavo cagando un po' addosso durante questo attacco, perché non avevo visto che praticamente ragazzi, guardate, questo stregone è stupido, praticamente va dove c'è la regina. Ecco, la regina si sposta, anche lui si sposta, ma non aveva visto che qua c'era anche un altro muratore. E mamma mia, anche qua sotto c'era un'altra trivella di elisir nero, perciò
rischiavo di fare 99% e mi sarei parecchio incazzato. Allora qua i maghetti fanno una ultima pulizia per distruggere le ultime miniere. Oh, sì, distrutta. Ecco, qua stavo pensando, cazzo, abbiamo fatto 100% perché si muovono ancora, un bug? No, no, no. Invece ho detto, madonna, perché cosa ci fa questo muratore qua? E che cazzo spari al muro? Ma che cazzo spari al muro? Non potevi prendere direttamente il muratore? Ecco, qua si sono messi ancora a muovere, ho detto, madonna, ancora un altro bug. Ho detto, ah, cazzo, c'era questa roba qua. Ecco, lo stregone non fa un cazzo d'attacco, invece arriva la regina, tac, distrutta. 100%. Ah, ragazzi, purtroppo non mi pagava tante coppe. Se mi pagava più 35, anzi sarei stato molto molto più contento. Torniamo a casa. Allora, vediamo se ho le truppe pronte, così facciamo un altro attacchino. Allora ragazzi, qua siamo sul locale. Allora, migliori giocatori. Attualmente in Italia c'è Gigi che detiene il primo posto. Poi abbiamo Harry. Oh mio Dio, ieri l'avevo visto che era 5300. Ecco, ha subito una difesa devastante sicuramente. Allora, andiamo giù, vediamo se siamo in classifica. Ma dubito fortemente. Madonna, quanto mi fa incazzare. Allora, sono 208 in tutta Italia e mi mancano praticamente una decina di coppe per arrivare nella top 200. Allora, il 200esimo è Chiorico, il 199esimo è Ale Grande. Ale Grande è un mio grande amico, veramente una brava persona. Lui ha iniziato a fare anche lui fare video su YouTube, perciò se volete dateci un'occhiata, andate a cercare il suo canale, si chiama proprio Ale Grande. Dato che, ok, ho parlato un po', vediamo se ste pozioni sono pronte. Cioè, ragazzi, figa, cazzo per voi, lo faccio. Qua, tac, 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 tac. Mettiamo anche i maghetti subito a fare, così sono pronto subito. Allora, vediamo lo scudo, mi mancano 44 minuti e vado in pausa personale, madonna. Ragazzi, ditemi se dopo 5-6 minuti di ricerca su queste nuvole del cavolo e vi esce sta scritta qua, se non vi arrabbiate. Non è stato possibile trovare dei villaggi da attaccare, madonna cerca. Ok, ragazzi, mi sono veramente rotto lo scruto di cercare. Allora, fanculo, attacchiamo questo. Sto villaggio qua è tale quale quello dell'altra volta dove non ho preso il town hall. Stavolta cerchiamo di prenderlo il town hall. Tac 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 tac. Ta ta ta. Ok. Ta ta ta. Pam. Golem. Ta 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 ta. No, maghetti, li odio. Pulisci un po' esternamente, dai maghetti. Oh no, dove cazzo ho buttato la pozione, ragazzi, qua? Sono stupido io. Pozione salterella. Entriamo dentro. Ok, i maghi sono stati distrutti. Ok, non mi stecchi. Non mi stecchi nessuno te. Dai. Dai, entriamo al centro. Perché non entrate, madonna, quanto mi fai incacciare. Villaggio di merda. Dai, no. Re non può morire così, troppo umiliante per me. Congeliamo, terremoto. Madonna, sta regina quanto mi fa cazzare. Dai. Mamma mia, dai, prendi Town Hall. Ok. Quando è che è stata steccata la regina che manco l'ho vista? Odio sta difesa, la odio. Ma se ho messo la pozione salto, perché non entrate dentro? Perché? Sto qua mi offriva 11 coppe, quante ne avrò vinte? 2, 3, madonna. Fanculo, ho finito le truppe. No. Mi manca un barbarozzo che è ancora in vita. Che me ne faccio? Oh, basta. 3 coppe, oh, bordello, 3 coppe, ragazzi.
Sono contento anche se sono 3 coppe. L'importante è non failare. Allora andiamo in classifica locale. Bum 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 bum. Allora, Chiorico attualmente ha 4559 coppe e io sono disto da lui circa, anzi esattamente 11 coppe, perciò dopo 11 coppe sarei in classifica, perciò quando voi vedrete questo video probabilmente sarò leggermente sotto perché in difesa mi steccano o forse avrò già iniziato un'altra sessione o sarò un pochino leggermente in più in su. Insomma, vabbè. Allora, anche per questo episodio mi sono beccato la difesa che odio. Allora, vediamo. Ho anche un bel po' di risorse. Vediamo se possiamo gemmarci qualcosina. Ragazzi, mi tenta gemmare il sorvegliante livello 7. Ragazzi, lo faccio? Lo faccio? Lo faccio. Per YouTube ci sta. Figa, cazzo. Che bello sto cannone. Così aumento anche la mia potenza in difesa, dato che ho anche 7 milioni e 700 mila di oro e non voglio farmi rubare quando andrò in difesa, perché tra 32 minuti inizio la mia pausa personale e io vado a letto perché ragazzi sono distrutto. Allora ci facciamo anche un bel muretto, dato che ci siamo. Sì, ci facciamo un bel muretto. 1, 2, 3, tank, ciao. Ok, praticamente quasi secco di soldi, ragazzi. Ok, sorvegliante, pam pam, avviato. E mi mancano, mi servono 506 gemme per portarlo a 7, madonna, quanto ti odio. 3, 2, 1, pam pam. Mi chiedo perché non sia uscito l'aggiornamento prima, mamma mia. Così avevo il sorvegliante almeno al 10 per la scalata. Madonna, madonna. Madonna, mi manca un po' di risorse per portarlo al coso, al livello 12, sì al 12, all'11, no, il muretto torna al suo posto. Cos'è che possiamo fare? Non possiamo fare praticamente niente. Vabbè ragazzi, questo era tutto per il video di oggi e anche oggi sono incazzato perché non ho fatto 2 stelle. Vabbè, tralasciando questo, come al solito ragazzi vi invito a lasciare un like, un commento e anche per questo video per Road to Legenda almeno 10.000 like. E vi auguro di nuovo, nuovamente, buon anno, felice 2016. Spero che lo passiate con i vostri cari, con la vostra famiglia, con i vostri amici. E auguratelo anche a me, stronzi. Scherzavo ragazzi, come al solito, like e commento. Noi ci vediamo al prossimo video.